Individuati i responsabili del danneggiamento alla famosa scogliera di Marna Bianca di Realmonte, ora tocca al PM e al giudice. L'assistenza ordinaria subisce un taglio delle operazioni programmate del 50%, la scuola si prepara a riaprire al massimo entro lunedì se la Sicilia non sarà arancione. Il candidato sindaco di Porto Empedocle Lattuca perde e deve risarcire il vincitore Martello, sorveglianza speciale per l'ex sindaco di San Biagio Platani coinvolto nell'inchiesta Montagna. I tesori della Sicilia protagonisti negli Emirati Arabi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del danneggiamento alla Scala dei Turchi di Realmonte, lo sfregio a 2 autori. Sono 2 uomini di Favara, ad individuarli a pochi giorni dall'atto vandalico che ha deturpato per fortuna solo temporaneamente la scogliera di Marna Bianca, procura e i militari dell'Arma. Adesso spetterà al PM e al giudice assegnati al caso compiere ulteriori passi. C'è il servizio. Lo sfregio alla Scala dei Turchi non è rimasto impunito. La Procura di Agrigento e i Carabinieri hanno individuato gli autori. Si tratta di 2 uomini di Favara. Uno è DQ, queste le iniziali del nome e cognome, pluripregiudicato con diversi precedenti giudiziari e di polizia, fra i quali annovera un attentato alla metropolitana di Milano, un altro alla Valle dei Templi di Agrigento, nonché un'altra azione di danneggiamento ai danni della Marna di Punta Bianca. L'altro è FG. Entrambi sono ritenuti responsabili del danneggiamento alla Scala dei Turchi di domenica scorsa 9 gennaio e sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. Come prove a carico dei 2 denunciati, i militari dell'Arma hanno le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dei luoghi e l'esito delle disposte perquisizioni domiciliari in cui sono state sequestrate cose pertinenti al reato. Il materiale probatorio raccolto deve essere ora valutato dal PM procedente e successivamente dal giudice competente. Ferma restante la presunzione di innocenza per entrambi gli indagati. Il procuratore patronaggio si è personalmente complimentato con il comandante della compagnia di Agrigento, il maggiore Marco La Rovere, per la tempestività delle indagini. Quanto alle motivazioni del gesto, si ipotizza un atteggiamento di generica e vaga contestazione nei confronti del sistema delle forze dell'ordine, come è dato scorgere sulle pagine dei social dello stesso indagato DQ, che risulta essere già stato sottoposto a misura di prevenzione e al divieto di avvicinamento ad Agrigento disposto dalla Questura. Oggi è una splendida giornata per l'ambiente e per la legalità. È appena uscita un'agenzia che racconta che la Procura di Agrigento e i Carabinieri hanno individuato i responsabili dello scempio e dello sfregio della Scala dei Turchi. Non possiamo fare altro che essere felici e ringraziare le forze dell'ordine. Un operaio quarantenne, dipendente di una ditta della provincia di Palermo, è stato travolto da una Renault Clio guidata da una agrigentina mentre stava effettuando alcuni lavori a bordo della carreggiata lungo la strada statale 640 in contrada Caos tra Agrigento e Porto Empedocle. L'uomo è stato centrato in pieno dal mezzo, venendo scaraventato poi sul selciato. Sono apparse subito gravi le sue condizioni, immediati soccorsi e il trasferimento in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in prognosi riservata. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, probabilmente la donna, forse abbagliata dal sole, non avrebbe visto l'operaio a bordo strada. Expo Sicilia in vetrina a Dubai. Arturo Cantella. La Sicilia è ancora una volta protagonista del mondo, afferma l'assessore Maglio Messina. Siamo molto orgogliosi di mettere in mostra le nostre bellezze con questa esperienza immersiva. Portare il progetto Heritage qui a Dubai è la prova di come la cooperazione può produrre sicuramente progetti di grande efficienza in un momento così difficile a causa della pandemia. Parlare di nuove tecnologie e progettualità credo che sia il momento migliore per svilupparle e dare risposte a un settore drammaticamente colpito come quella del turismo. Il progetto Heritage, cofinanziato al 90% dall'Unione Europea, ha un budget complessivo di 3,8 milioni di euro per la realizzazione di prodotti innovativi per una fruizione inedita del patrimonio UNESCO, ha una durata di 30 mesi e vede coinvolti l'assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e altri 6 partner come l'Egitto, la Giordania, il Libano, Portogallo, Spagna e Italia.
Per noi è stato oggi un bell'incontro, un momento davvero di ampio respiro. Portare il progetto iHeritage qui a Dubai è motivo di orgoglio, ma anche dimostrazione di come la cooperazione, la collaborazione può produrre sicuramente progetti di grande efficienza. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, con il Covid che non cessa di lasciarci, ecco, parlare di nuove tecnologie e di progettualità credo che sia il momento migliore per svilupparli e per dare risposta a un settore drammaticamente colpito come quello del turismo. Conclusi i lavori sul tratto della strada statale 118 Agrigento-Raffadali. Vediamo. In meno di 2 settimane dalla data in cui è stato autorizzato a intervenire, l'ufficio del Genio Civile di Agrigento è riuscito ad approntare una perizia di pronto intervento, ad appaltare i lavori in regime di sommergenza e a rimuovere i massi che si erano staccati dal corcione roccioso a monte della strada, minacciando la sicurezza degli automobilisti in transito sulla strada statale 118. Grazie alla competenza e all'impegno dei funzionari incaricati e grazie all'operatività dell'impresa esecutrice dei lavori, dichiara il capo del Genio Civile, architetto Rino Lamendola, siamo riusciti a eseguire tempestivamente la prima fase dei lavori di messa in sicurezza del versante, procedendo all'immediato disgaggio e alla rimozione dei massi grossi calcari in equilibrio precario che rischiavano, come già peraltro accaduto a dicembre, di rotolare velocemente a valle, invadendo quindi la strada e rappresentando un grave pericolo per la pubblica incolumità. Visto la natura del costone calcareo a monte della strada statale 118 che si presenta fratturato, sarà quindi necessaria la collocazione di una rete paramassi al fine di scongiurare il rischio che in futuro il tratto della strada statale in cui stiamo intervenendo potrà essere raggiunta da altri blocchi calcarei che dovessero staccarsi dallo stesso costone. Oggi i lavori proseguiranno con la rimozione dei massi rotolati sulla sede stradale durante i lavori di disgaggio, mentre nei prossimi giorni saranno eseguiti i sondaggi geognostici e le prove geotecniche al fine di ricavare le caratteristiche dei terreni eseguiti e di procedere di conseguenza al dimensionamento della rete paramassi dei tiranti e dei pali della fondazione. Se le condizioni climatiche, conclude Lamendola, completeremo i lavori entro un mese, assicurando già a metà febbraio la riapertura in sicurezza della strada statale 118. A Porto Empedocle è rigettato il ricorso di Lattuca. Martello resta sindaco di Porto Empedocle. L'ex candidato dovrà anche pagare le spese giudiziali. In data 10 e 11 ottobre scorso si sono svolte le consultazioni per l'elezione del sindaco della città marinara. Il candidato Calogero Lattuca, collocato al terzo posto dei candidati a sindaco, ha proposto un ricorso sostenendo che durante le operazioni elettorali si fossero verificate delle anomalie in tutte le sezioni e che gli uffici elettorali non avevano attribuito tutte le preferenze spettanti al ricorrente. Ed ancora che ai rappresentanti di lista non fosse stato consentito di assistere alle operazioni elettorali. Si sono costituiti in giudizio sia il comune di Porto Empedocle sia il sindaco Calogero Martello per chiedere il rigetto del ricorso. Il ricorso di Lattuca è stato dichiarato in parte inammissibile, in parte infondato. Pertanto Calogero Martello resterà in carica quale sindaco di Porto Empedocle, mentre Lattuca dovrà rimborsare al comune di Porto Empedocle e a Martello le spese giudiziali liquidate in complessivi 7.000 euro. La Procura della Repubblica di Gela, coordinata da Fernando Asaro, ha disposto accertamenti sulle cause e le modalità di un incendio divampato nella raffineria Eni a Gela. Le indagini sono state delegate alla Capitaneria. Le fiamme hanno coinvolto gli impianti di distillazione dell'Isola 8, forse dopo l'esplosione di un forno. A seguito dell'incendio è scattato il piano di emergenza generale. Il boato è stato avvertito distintamente in tutta l'area industriale. L'esplosione e il successivo incendio hanno provocato un fuggi-fuggi da parte degli operai, anche dell'indotto. Dunque sono in corso accertamenti tecnici per risalire alle cause dell'esplosione.
sequestrate oltre 5,5 tonnellate di gas in bombole al porto di Palermo. Erano stipate all'interno di 2 container provenienti dalla Cina e destinate a una società di Marsala. Il rappresentante legale dell'importatrice marsalese è stato indagato per contraffazione e ricettazione. L'operazione è stata compiuta dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel porto del capoluogo siciliano insieme ai militari della Guardia di Finanza impegnati nei controlli dei flussi merce in import ed export. Da accertamenti emersa, affermano gli investigatori, la violazione del diritto di proprietà intellettuale per la realizzazione della particolare miscela di gas importata nel territorio dello Stato. Una bottiglia con liquido infiammabile è stata lanciata ieri notte all'indirizzo di un'abitazione di un 55enne di Marina di Palma di Montechiaro. La Molotov esplosa all'impatto col prospetto della villetta per poi prendere fuoco in giardino. Le fiamme si sono autoestinte. Il 55enne e la sua famiglia erano all'interno della casa al momento dello scoppio ed è stato il proprietario dell'immobile ad avvisare immediatamente i poliziotti del locale commissariato. Gli agenti sono giunti sul posto avviando le indagini. Non è chiaro il motivo del gesto. Ignoti, forse a bordo di un veicolo, avrebbero lanciato la Molotov in corsa. Resta da capire se si tratta di un avvertimento nei confronti dell'uomo oppure di un gesto di pessimo gusto di qualche ragazzino. Dopo la condanna in primo grado a 6 anni e 8 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito del processo scaturito dalla maxi inchiesta Montagna, arriva l'applicazione della sorveglianza speciale nei confronti dell'ex sindaco di San Biagio Platani, Santino Sabella. Nei suoi confronti scatta dunque l'obbligo di dimora nel comune di residenza per la durata di 1 anno e 3 mesi. L'ex primo cittadino, che è stato anche interdetto dai pubblici uffici, dovrà anche risarcire le persone offese costituitesi parte civile nel processo. L'ex primo cittadino è stato arrestato nel 2018 nell'ambito della maxi operazione dei carabinieri del comando di Agrigento denominata Montagna. Secondo l'accusa, Sabella avrebbe stretto un patto col boss del paese agrigentino Giuseppe Nugara, che avrebbe poi portato alla sua elezione. In cambio avrebbe favorito il clan nella gestione di alcuni appalti del comune. Sabella, difeso dagli avvocati Mormino e Gaziano, si è sempre proclamato innocente, affermando durante il dibattimento di aver agito sempre nell'interesse della comunità di San Biagio Platani. Usura, confiscati 7 milioni di euro a un imprenditore del Messinese. Vediamo. La direzione investigativa antimafia ha eseguito in provincia di Messina un decreto di confisca beni emesso dalla Corte di Appello Peloritana. Si tratta di un ingente patrimonio dal valore di circa 7 milioni di euro, riconducibile a un imprenditore dell'area nebroidea della provincia operante nel settore della macellazione e commercializzazione di pellame. Il soggetto, ritenuto sulla base delle risultanze emerse dalle indagini condotte dalla DIA, coordinate dalla DDA di Messina, socialmente pericoloso a seguito di vicende giudiziarie per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, abusivismo finanziario e usura, delitto quest'ultimo per il quale è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile nel 2009. L'imprenditore, pertanto, emerge quale soggetto menzionato da collaboratori di giustizia come operatore economico vicino a ambienti mafiosi nebroidei e tortoriciani. L'attività investigativa della DIA ha permesso di accertare come il proposto nel periodo oggetto di indagine, pur non avendo formalmente dichiarato redditi sufficienti a giustificare le rilevanti disponibilità economiche, sia riuscita ad accrescere il proprio patrimonio personale e imprenditoriale, ricorrendo anche all'intestazione di beni a congiunti e parenti. La misura ablativa eseguita oggi è provvedimento di secondo grado che segue quelli di sequestro e confisca emessi dal Tribunale di Messina, sezione MP, già nel corso del 2020, nei confronti dell'imprenditore. Nel complesso sono stati oggetto del provvedimento ablativo la quota del 50% di società, nonché la quota pari al 20% del fondo consortile di un consorzio, 17 unità immobiliari, 20 mezzi personali e aziendali e vari rapporti finanziari. Imminente chiusura delle TV locali, nuova interrogazione. Dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella.
Continuano le azioni di sostegno alle TV locali in merito al taglio delle frequenze che sta avvenendo già in regioni come il Veneto e la Sardegna, che ha visto la decimazione di molte TV locali che per via del passaggio al digitale 2 si sono viste sottratte le frequenze di trasmissione per averle già date alle grosse compagnie che gestiscono il 5G, sulla pelle delle televisioni storiche che da oltre 40 anni svolgono l'informazione locale sul territorio. Dopo quella dell'onorevole Licatini di 5 Stelle, parlamentare che rappresenta la regione della Sicilia, con un'interrogazione al ministro Giorgetti arriva quella del parlamentare di Forza Italia Veneto Roberto Caon. L'onorevole Azzurro ha cercato ancora una volta l'ennesima risposta del ministro leghista Giorgetti, che non arriva sull'imminente chiusura di aziende televisive per decreto e non per ragione economica o per libera scelta, una questione spinosa cui il massimo responsabile di Piana America non riesce a dare una risposta in tempi brevi. Faccio riferimento naturalmente a lei perché io il 6 dicembre ho depositato un'interrogazione perché c'è un grosso problema che sta arrivando con il riordino delle frequenze televisive. Ci ritroviamo che per decreto tantissime televisioni private il 15 di marzo verranno chiuse. Sono aziende come tutte le altre che in questo momento stiamo cercando di sostenere e sollecito il Governo a dare una risposta, perché dietro a queste partite IVA ci sono famiglie, ci sono investimenti, ci sono mutui e come qualsiasi altra azienda farla chiudere il 15 di marzo senza dare una spiegazione o solo perché si dice che i canali non bastano, chiedo spiegazioni, che il Governo partecipi e che in qualche maniera dia una risposta. Grazie. Intanto una petizione viene fatta dall'Arrea, che associa un centinaio di emittenti locali italiane, diretta da Antonio Diomede, che fa un'istanza alle autorità competenti, alle massime cariche dello Stato, come l'Agcom e il Presidente della Repubblica, di salvataggio delle emittenti locali per l'assegnazione di un canale nazionale, il numero 12, precedentemente assegnato a Rete A e Rete Capri, e di darlo alle TV locali in modo che le stesse avranno la possibilità di continuare a trasmettere e non essere chiuse d'imperio. Il comunicato dell'Associazione Rea TV Locali fa altresì luce sulle ingenti risorse destinate alle emittenti televisive più grosse, parliamo di 900 milioni di euro, che sono state date solo alle poche privilegiate, che stabilisce il famigerato DPR 146/17, che esclude centinaia di aziende televisive destinandole a poche TV industriali, non garantendo quindi il pluralismo normativo dettato dalla Costituzione italiana. I funzionari ADM di Palermo hanno effettuato con la collaborazione dei carabinieri una verifica in una tabaccheria di Ribera che consentiva il gioco illegale mediante videopoker simili a una slot machine, privi delle autorizzazioni necessarie. L'attività di verifica ha consentito il sequestro di 5 videopoker utilizzati per il gioco d'azzardo e un apparecchio a LED luminosi rotanti che apparentemente sembrava destinato alla vendita di chewing gum, ma in realtà consentiva la raccolta di punti utili per ottenere premi consistenti in piccologgettistica o crediti per nuove partite. Oltre al sequestro delle apparecchiature e all'applicazione della sanzione amministrativa per un totale di 25.000 euro, il titolare dell'esercizio rischia la sospensione della licenza per la rivendita di generi di monopolio. I danni collaterali del Covid, interventi chirurgici annullati, posti letto aboliti, l'altra sanità che va in tilt. Il 50% delle operazioni programmate è saltato. L'assistenza ordinaria ha perso spazi per 630 degenti. Intanto positivi 12.000 alunni, ma la scuola in Sicilia si prepara a ripartire al massimo lunedì. Oggi si riunisce la task force regionale. La zona arancione darebbe il via alla didattica a distanza. Ci sono i nostri servizi. Sono 13.231 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 56.516 tamponi processati in Sicilia.
erano 7.803, il tasso di positività scende così al 23,4%, ieri era al 24,5%. L'isola è al settimo posto per i contagi, al primo posto c'è la Lombardia, al secondo posto la Campania, al terzo posto il Veneto. Gli attuali positivi sono 129.313 con un aumento di 10.673 casi, i guariti 2.523, le vittime 35, portando il totale dei decessi a 7.740. Sul fronte medico ospedaliero sono 1.386 ricoverati, 83 casi in più rispetto alla giornata precedente. In terapia intensiva 163, oltre 20 casi in più rispetto a ieri. Nella nostra Sicilia così la divisione dei nuovi contagi divisi per provincia: Palermo 3.383, Catania 2.708, Messina 1.562, Siracusa 1.502, Caltanissetta 1.093, Ragusa 970, Trapani 488, Enna 133, Agrigento 1.392. Quindi la Sicilia si avvia così a grandi passi verso la zona arancione. Già sono stati sforati 2 dei 3 parametri per il passaggio di colore, l'incidenza settimanale dei casi superiore a 500 ogni 100.000 abitanti a fronte della soglia di 250 e l'occupazione dei reparti ordinari dai pazienti Covid è arrivata a oltre il 31%, il tetto è il 30%, l'unico indicatore che tiene l'isola con un piede ancora in zona gialla è l'occupazione delle terapie intensive, salita al 17% a fronte del tetto del 20%, ma questo parametro, secondo gli specialisti, potrebbe essere sfondato entro venerdì, proprio il giorno in cui la cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità si dovrà riunire per assegnare le nuove fasce di rischio alle regioni. Con i ritmi di crescita attuale si raggiungerà il 20% di occupazione dei posti letto, quindi il passaggio in zona arancione potrebbe scattare lunedì 17 o, nelle migliori delle ipotesi, una settimana dopo il 24 gennaio. Solo in zona arancione i sindaci dei capoluoghi delle città potranno decidere se disporre la chiusura dell'attività scolastica in presenza o attivare la didattica a distanza. 4 ondate, dicevo, non hanno insegnato nulla e non hanno permesso di programmare gli adeguati investimenti strutturali che erano necessari prima della pandemia, ma che si rendono ancora più necessari ed importanti, addirittura indispensabili, direi io, con la pandemia. Non ci sono, siamo una città e forse siamo l'unica, perché sento dire che a Caltanissetta aprono terapie intensive, nelle altre città comunque il numero è cresciuto. Messina si trova in una situazione paradossale: da un lato è la città col più alto numero di contagi, dall'altro è la città col minor numero di vaccinati, quindi ha esigenze cliniche maggiori, ma è la città che ha un numero di terapie intensive o posti di rianimazione minori rispetto ad inizio pandemia, quando già erano più bassi di quelli previsti dalla legge. A mio avviso è certamente la responsabilità politica di chi governa la sanità in questo momento in Sicilia, ma soprattutto, direi io, incapacità di programmazione, incapacità di fare scelte nel momento opportuno. Noi stiamo inseguendo il virus quando invece il virus ci ha insegnato che deve essere anticipato. La politica di investimenti deve essere anticiclica, cioè noi dobbiamo investire non quando il virus sta divampando, ma dobbiamo precedere l'ondata di virus, perché io credo che neanche questa sarà l'ultima ondata di virus, ma non dovevamo arrivare a questo punto. Avremmo dovuto per tempo programmare l'investimento, anche perché ci sono i soldi, lo Stato ha messo moltissimi denari sul tavolo, non capisco perché non sono state spese in maniera veloce e adeguata. Soprattutto, ad esempio, ci si chiede quel donativo che ha fatto Banca d'Italia per il Policlinico espressamente per
posti di terapia intensiva, ricordo bene quando è stato fatto il comunicato da parte di Banca d'Italia, per il Policlinico di Messina che si era distinto nella prima ondata del Covid. La cittadinanza ha il diritto di sapere che fine hanno fatto quei soldi. Oggi le scelte che si prendono non vengono condivise con nessuno, questo è un altro dei temi. Un momento, un frangente così difficile ha bisogno, a mio avviso, di maggiore confronto con tutti, perché la sanità non è di chi governa, non è né di destra né di sinistra. Il diritto alla sanità è un diritto inalienabile di ogni cittadino. Stamattina sono stata a sciogliere il voto, come tutti i naresi, a San Calogero, per San Calogero dell'11 gennaio, San Calorio Picciolo, come diciamo noi, per pregare San Calogero che ci faccia veramente liberare da questa pandemia. I numeri purtroppo non sono confortanti, siamo a 161 casi positivi, quelli dichiarati, quelli che arrivano ufficialmente. Noi sappiamo, almeno così si dice in giro, e non ho motivo di dubitare di alcune di queste, diciamo così, indiscrezioni, che magari ci sono molti più positivi, ma a volte o per la lentezza della comunicazione, che credo sia la cosa veramente che sta succedendo in questo momento, o perché qualcuno magari inconsapevolmente preferisce restare a casa senza dichiararsi, e non si fa perché bisogna assolutamente avvisare in quel caso il proprio medico di famiglia, i numeri potrebbero essere di gran lunga superiori. Quindi io vi chiedo ancora una volta, a me dispiace che noi dobbiamo sentirci solo per queste cose, per ricordarvi i comportamenti, per stare tutti bene. Ora voi sapete che bisogna utilizzare per stare fuori l'FFP2, voi sapete che bisogna comunque continuare a mantenere un atteggiamento molto rispettoso nei confronti di se stessi e degli altri, e questo si può avere semplicemente mantenendo le distanze. Lo so, sta sfiancando tutti la pandemia. Non c'è, veramente abbiamo cambiato umore, non siamo più quelli di prima, non ci piace più salutarci con i pugni, non ci piace più non poter abbracciare i nostri cari, i nostri amici, i nostri conoscenti. Purtroppo a volte qualche eccesso, che pure c'è stato in periodo diciamo così di feste di fine anno, natalizie di fine anno, ha poi causato questo impennarsi dei casi. Quindi io vi prego, perché vedete purtroppo poi incominciano anche a decimarsi le presenze negli uffici, e non parlo solo del comune, parlo anche di altrove. Incominciano poi nuovamente ad esserci problemi perché dobbiamo garantire distanza, dobbiamo garantire aereggiare gli uffici, dobbiamo garantire il non assembramento, dobbiamo garantire tante di quelle cose che purtroppo alle quali ci stiamo quasi assuefacendo, abituando da 2 anni a questa parte, però dobbiamo purtroppo constatare che non è finita. Io non mi stanco mai di ripetere e di dire: attenzione, bisogna vaccinarsi. Ormai è provato che la gente che ha il vaccino, la terza dose, ho già fatto la terza dose, lo può beccare ugualmente il virus, ma gli effetti saranno sicuramente più tenui rispetto agli altri. Quindi lo so, io ricevo tantissimi messaggi da parte vostra, e quando un ragazzo, uno studente mi dice: io vorrei che le scuole fossero chiuse, ma non lo dice per sé, lo dice perché vuole proteggere la mamma che dice è caduta in depressione, come un'altra mamma invece, un'altra mamma che dice: siamo tutti preoccupati e ci affidiamo al sindaco per sapere che cosa fare. Dovete sapere una cosa: non è il sindaco a decidere la zona arancione, rossa, bianca, gialla, non è il sindaco può e deve, e lo fa, vigilare perché tutto venga fatto nel migliore dei modi e nei modi più rapidi. Noi sappiamo di tanti positivi ai quali per esempio non è stato assicurato con cadenza regolare il servizio del ritiro dei rifiuti Covid, e tutte queste inadempienze noi le abbiamo presenti. Facciamo i salti mortali
E non giustifichiamo, non ci tringeriamo dietro un dito a dire vabbè, ma siccome la situazione del comune per ora è così, non c'entra niente. Noi abbiamo il dovere di assistervi. Il vostro sindaco ha il dovere di starvi accanto per ogni vostra piccola o grande necessità. Certo, non ho la bacchetta magica, non ci sono tante cose che magari non riesco a fare o non mi è possibile fare. Però sappiate e dovete avere una certezza assoluta, che questo sindaco vuole essere accanto a ciascuno dei suoi abitanti, nel bene e nel male. E se questo è un momento difficile, sarò a vostra disposizione, così come lo farà l'amministrazione, così come lo farà il Consiglio intero, così come lo farà la burocrazia intera, perché il nostro compito è questo, amministrarvi e nello stesso tempo accudirvi. La speranza è quella che sicuramente la misura prevista da Draghi riguardi finalmente anche il motore del turismo, cioè i bus turistici, che fino ad oggi, mi dispiace ricordarlo, ma dopo 2 anni dall'inizio di questa pandemia ancora non sono mai stati considerati come parte integrante del turismo. Quindi ci auguriamo che questa sia la volta buona in cui finalmente si parla di aziende connesse al turismo e non soltanto di turismo propriamente detto. Quindi le aziende come le nostre sono ferme da 2 anni. Ad oggi, con l'aggravante che i leasing sono ripartiti, mentre il lavoro chiaramente è completamente fermo, poiché il turismo in genere comunque non si muove e non si muove più, non ci sono le scuole, le gite scolastiche, manca tutta una fetta di mercato che solitamente riguarda il movimento dei bus turistici. Quindi a fronte di questo e a fronte della ripartenza dei leasing, noi chiediamo e abbiamo chiesto al governo Draghi di intervenire con misure importanti, non soltanto per una nuova moratoria dei leasing, ma soprattutto con misure a sostegno a fondo perduto che possano coprire la svalutazione dei mezzi che abbiamo subito in 2 anni di fermo e i costi fissi di aziende che non sono mai state fermate per codice Ateco, ma che hanno continuato comunque a subire dei costi pur senza poter fatturare, aziende che oggi hanno tutti praticamente un bilancio in perdita, al netto anche purtroppo del flop che è stato l'affiancamento al trasporto scolastico, che non è riuscito chiaramente a coprire la gran parte delle aziende che invece non hanno potuto lavorare con questa occasione. Proseguono i controlli delle forze dell'ordine per la verifica del Green Pass e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza quali le mascherine. Negli ultimi giorni sono state elevate diverse multe. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno sorpreso il proprietario di un bar nel centro di Favara mentre stava servendo al bancone senza avere però il Green Pass. Una persona che ha dichiarato loro di non avere neanche la prima dose di vaccino e di non aver mai avuto il Covid. Per lui è scattata una sanzione di 500 euro. Un caso analogo si è verificato in un bar di Via Atenea nel centro di Agrigento. In questo caso è stata la Guardia di Finanza a trovare il cliente in un bar senza il Green Pass. Anche per lui è scattata una multa di 400 euro. Ed il Covid non risparmia neanche la pallavolo Aragona. 3 positivi nel gruppo squadra. Arturo Cantella. Anche la squadra di pallavolo femminile della SEAP Dalli Cardillo Aragona non è stata risparmiata dal Covid-19. Sono stati giorni difficili anche per la formazione aragonese, che ha dovuto fare i conti con la positività al coronavirus di 2 atlete e un componente dello staff del gruppo della squadra, le quali hanno immediatamente seguito il periodo di quarantena secondo le disposizioni sanitarie. Tutta la squadra è stata quindi subito sottoposta a un primo giro di tamponi che per fortuna non ha evidenziato nessun altro caso di positività. Gli allenamenti dopo un breve periodo di stop sono poi proseguiti a gruppi di 3 e in orari differenti nel rispetto delle procedure previste dal protocollo in vigore. Il gruppo squadra a inizio di questa settimana è stato sottoposto a un secondo giro di tamponi di controllo anti-Covid-19. L'esito è stato negativo per le atlete e per tutti i componenti dello staff. Ancora positiva resta una sola giocatrice che rimane in quarantena e prosegue l'iter di isolamento al domicilio. Giovedì è previsto un nuovo giro di tamponi in vista della partenza per la Lombardia,
dove domenica pomeriggio la squadra del coach Stefano Micoli affronterà la futura volley Giovanni Busto Arsizio per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2. Presidente, allora qual è la situazione del coronavirus che ha toccato anche la vostra squadra? Ci aggiorni un po'. Ma guarda, fortunatamente siamo bloccati ad una positiva e stiamo attuando tutto il protocollo che ci pone dei controlli rigidi, già siamo alla terza fase dei tamponi, e fortunatamente tutti negativi, e quindi domenica dovremmo partire e giocare per la Busto Arsizio, quindi fino ad oggi ecco, incrociamo le dita. Faremo a meno di quest'atleta, però tutto sommato rispetto all'andazzo generale che stanno bloccando un sacco di partite, ieri sera addirittura la federazione ha bloccato anche la Serie B, quindi è una situazione un po' difficile e particolare, ma possiamo ritenerci fortunati. Presidente, una breve considerazione su questo scorcio di campionato sulla squadra che insomma non sta andando a gonfie vele. Sì, hai detto bene, non sta andando a gonfie vele, abbiamo avuto tutta una situazione particolare di infortuni, abbiamo giocato con il nostro miglior attaccante, non abbiamo giocato con il nostro miglior attaccante perché tutto il girone di andata è stata ferma per infortunio. Speriamo in questo girone di ritorno e più che altro siamo così oramai più orientati a disputare i play-out, perché difficilmente potremmo raggiungere la zona play-off e promozione, quindi c'è grande voglia, grande determinazione, le ragazze e l'allenatore sanno che bisogna soffrire, ecco, lotteremo fino alla fine. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. L'assessore del comune di Agrigento, Giovanni Vaccaro, chiarisce la vicenda dei bagni prefabbricati acquistati per la città. Vediamo. Io parlerò poco, anche perché solo per illustrare magari a qualcuno il progetto dei bagni, qualcuno che magari forse non ha ben capito, perché si parlava di bagni chimici, notizia assolutamente falsa, e riparto proprio dalle ultime parole del sindaco sui dirigenti che non hanno mai ostacolato, tant'è vero che questa determina è stata fatta dal dottore Avenia grazie al mio atto di indirizzo. Quindi il dottore Avenia, dopo aver esaminato le carte e aver capito che si trattava di realizzare un qualcosa di importante per i cittadini e per i turisti, ha dato seguito al mio atto di indirizzo e sono stati acquistati questi bagni. I bagni sono dei bagni prefabbricati, non sono bagni chimici. Ma noi perché abbiamo acquistato i bagni? Perché ad Agrigento qualcuno si è ricordato che grazie a questo esistono dei bagni, visto che i bagni sono chiusi da quasi 10 anni, e per la noncuranza delle precedenti amministrazioni questi bagni versano in condizioni pietose. Nonostante ciò, con l'aiuto del sindaco abbiamo ristrutturato i bagni dell'eliporto, quindi Saglione apre i bagni, poi dobbiamo vedere come meglio fare la gara, perché devono essere naturalmente affidati. Ma gli altri bagni, se io andavo a ristrutturare il bagno della Salita Coniglio, come faceva un disabile ad accedere a questi servizi? È impossibile, qualsiasi intervento strutturale che venga fatto in quel bagno rimane inaccessibile per i disabili. Lo stesso per i sottopassaggi, lo stesso per il bagno di Porta di Ponte, anche lì stiamo lavorando, ma comunque sono bagni la maggior parte dei quali sono accessibili per i disabili. Andando a sfruttare l'introito della tassa di soggiorno, che ricordo per chi dice che con questi soldi si potevano asfaltare le strade, non è vero, sono dei soldi a destinazione vincolata, tant'è che con l'assessore Picarella abbiamo scorporato questi soldi ed è stato sarà ristrutturato l'arco di Calafato, e poi la rimanente quota l'abbiamo utilizzato per migliorie di servizi pubblici che vanno
prima a favore naturalmente del cittadino e poi dei turisti. Quindi si tratta di 2 bagni prefabbricati che non sono chimici perché devono essere allacciati a un sistema fognario, dei bagni che hanno una manutenzione e un'assistenza e una garanzia di 3 anni, per questo poi il prezzo è aumentato un pochino, dei bagni che sono in rispetto con tutte le normative Covid, perché sono dei bagni che hanno un sanificatore interno, hanno un controllo a remoto con la sede centrale per via telemetrica, hanno una gettoniera, quindi possibilità di pagamento sia con bancomat, sia con applicazione, sia con contanti, dei bagni che hanno una pavimentazione autopulente, quindi dei bagni che finalmente spingono Agrigento a fare un passettino in avanti verso la normalità. Ciò nonostante, dopo l'installazione di questi 2 bagni, che decideremo poi con tutta l'amministrazione dove dovranno essere installati, naturalmente i bagni pubblici che sono idonei sia ai disabili sia ai cittadini verranno ristrutturati come già fatto per Saglione. Quindi era solo per spiegare meglio questa problematica. Vi ringrazio. È uno dei boss più pericolosi di Cosa Nostra, sepolto al 41 bis, ma è anche un padre. Per questo, secondo la Cassazione, Sandro Lo Piccolo ha diritto non solo ad avere colloqui con la figlia di 12 anni senza vetri divisori, ma anche a consegnarle piccoli regali come dolci o giocattoli che può acquistare all'interno del carcere di massima sicurezza dell'Aquila. Vediamo. È uno dei boss più pericolosi di Cosa Nostra, sepolto al 41 bis, ma è anche un padre e per questo, secondo la Cassazione, è diritto sacro, santo, non solo ad avere colloqui con la figlia, 12enne, senza vetri divisori, ma anche di consegnarle dei piccoli doni che può acquistare all'interno del carcere di massima sicurezza dell'Aquila. Così hanno deciso e sentenziato per Sandro Lo Piccolo, figlio del barone di San Lorenzo, Salvatore, i giudici della prima sezione della Suprema Corte presieduta da Filippo Casa, respingendo così il ricorso del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che invece ritenevano pericoloso il passaggio di oggetti che avrebbe potuto consentire al mafioso di comunicare con l'esterno. La decisione, che era stata sollecitata anche dal sostituto procuratore generale, conferma quelle già sancite prima dal magistrato di sorveglianza e poi dal tribunale di sorveglianza a cavallo tra il 2020 e l'anno scorso. Il diritto, cioè a mantenere un rapporto familiare quanto più possibile simile alla normale quotidianità, con, per esempio, la consegna diretta di un regalo da parte del detenuto, per i giudici va ritenuto fondamentale e non lede minimamente le esigenze di sicurezza rispetto ai comportamenti anche di mafiosi reclusi al 41 bis. Era stato proprio il boss arrestato col padre dopo anni di latitanza nel novembre del 2007 a Giardinello a presentare un reclamo nel 2020, dopo che in virtù di un'interpretazione di una circolare del DAP del 2017 la direzione del carcere dell'Aquila gli aveva appunto impedito di consegnare piccoli giocattoli e dolciumi alla piccola minorenne durante i colloqui. Il magistrato di sorveglianza aveva accolto la richiesta di Lo Piccolo, stabilendo che la direzione del penitenziario emanasse un nuovo ordine di servizio. Nel ricorso però in Cassazione, Ministero e DAP avevano sottolineato che il 41 bis prevede espressamente che i colloqui debbano svolgersi in modo tale da impedire il passaggio di oggetti, come ribadito nella circolare del DAP del 2017. Avrebbero dovuto quindi prevalere le esigenze di controllo imposte dal regime differenziato, argomenti però adesso del tutto bocciati anche dalla Suprema Corte. I giudici non negano tuttavia che rimane per tutte le categorie di colloquianti il divieto di passaggio diretto di oggetti, sull'ovvio presupposto che esso in astratto possa consentire di scambiare informazioni fra l'interno e l'esterno del carcere, con evidente frustrazione degli scopi cui il regime differenziato è finalizzato. L'amministrazione penitenziaria peraltro si è fatta carico dell'esigenza di preservare le relazioni familiari, in specie nei confronti di minori che si trovano in una fase delicata di formazione della loro personalità, la quale potrebbe essere incisa negativamente dalla condizione detentiva del genitore e dalla connessa difficoltà di intrattenere un rapporto con quest'ultimo, esigenza che viene considerata come proiezione di diritti fondamentali del minorenne e del detenuto. Il 12 gennaio di 32 anni fa la mafia uccideva Giuseppe Insalaco, sindaco di Palermo per 100 giorni nel 1984. C'è il servizio.
Fu davanti a Falcone che Insalaco iniziò a squarciare il velo che celava il gioco in atto tra mafia, pezzi di Stato, imprenditoria e alta finanza. Insalaco fu un politico della Democrazia Cristiana, partito che lo aveva accompagnato a diventare primo cittadino. Cercava il rinnovamento nella politica e una volta diventato sindaco decise di fare a modo suo. Alla prima occasione, l'anniversario dell'omicidio di Pio La Torre, e Rosario Di Salvo si presentò sul luogo dell'eccidio con la fascia tricolore e fece tappezzare la città con manifesti dell'amministrazione comunale, denunciando l'escalation sanguinaria mafiosa in cui per la prima volta compariva la parola mafia. Poco dopo, il 5 maggio 1984, andò a Roma in occasione di una manifestazione contro la mafia e la camorra. Il suo progetto, appena sedutosi sulla poltrona di primo cittadino di Palermo, era quello di cambiare le cose tra le fila della Democrazia Cristiana, iniziando a mettere le mani sugli appalti, su quel sistema intoccabile di Palermo come il rinnovo degli appalti della Lesca e della ICEM. Aveva denunciato a più riprese le collusioni tra politica e mafie. Per questo fu assolto dalla commissione antimafia il 3 ottobre dell'84 sulle ingerenze della mafia nella politica palermitana. In tale occasione denunciò le pressioni subite da parte di Vito Ciancimino e dal suo entourage, che segnalò come gestori di grandi appalti al comune di Palermo per conto della mafia. Con il giudice Giovanni Falcone parlò anche di perversi giochi che lo avevano costretto alle dimissioni dopo appena 3 mesi. Successivamente alla sua deposizione presso la commissione antimafia, mentre era in partenza per Roma per una intervista alla RAI insieme ad Abdon Antinovi, presidente della stessa commissione, la sua auto posteggiata sotto casa, stesso stabile di Giovanni Falcone, fu rubata e data alle fiamme per avvertimento mafioso. Insalaco fu anche oggetto di un esposto anonimo con l'accusa di corruzione e per questo arrestato. Quasi 4 anni dopo, a soli 46 anni, fu assassinato nella sua automobile. Era il 12 gennaio del 1988. 5 colpi di pistola, 4 dei quali andarono a segno, tappandogli per sempre la bocca. Si chiamavano Nino Galliano e Domenico Guglielmini ed insieme a Domenico Ganci furono identificati e condannati quali componenti del comando. Il 17 dicembre del 2001 sono stati confermati in Cassazione gli ergastoli per Domenico Ganci e Domenico Guglielmini e sepolto nel cimitero di Santa Maria di Gesù. Ha lasciato la moglie e 2 figli, Ernesta e Luca. Prima di essere ucciso, il sindaco dei 100 giorni, così viene ricordato ancora oggi, lasciò in eredità alla sua città di Palermo una ricca documentazione e materiale scottante pubblicato da Saverio Lodato per l'Unità e Attilio Bolzoni per la Repubblica, che fece gran scalpore nella Palermo Bene. In quel carteggio Insalaco accusava duramente noti personaggi e diversi esponenti della Democrazia Cristiana palermitana, nonché il sistema di gestione degli appalti e del potere cittadino. Quel memoriale costituì un ideale tassello che Falcone raccolse per cominciare a parlare pubblicamente di ibridi connubi, di gioco grande e di quelle menti raffinatissime che il giudice descrisse all'indomani del fallito attentato alla Daura. Le sue parole a un convegno dei primi anni 90: gli omicidi Insalaco e Parisi costituiscono l'eloquente conferma che gli antichi ibridi connubi fra la criminalità mafiosa e occulti centri di potere costituiscono tuttora nodi irrisolti. Ancora oggi ricordiamo con gratitudine Giuseppe Insalaco, che in quegli anni in cui la mafia aveva il volto delle istituzioni ha fatto emergere le contraddizioni di un sistema politico affaristico mafioso che governava e soffocava la città di Palermo, mortificando la legge e i diritti dei cittadini. La sua breve esperienza di sindaco ha rappresentato un momento di grande rivoluzione amministrativa che tanti nella Democrazia Cristiana hanno ostacolato, favorendo l'azione criminale mafiosa. Ai familiari di Insalaco esprimo tutta la mia vicinanza, lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in ricordo proprio dell'ex sindaco di Palermo, il sindaco dei 100 giorni. Non è passata inosservata la presenza di Stefania Petix di Striscia la Notizia a Favara. In molti si sono chiesti il motivo della visita dell'inviata del famoso programma televisivo di Canale 5 con tanto di bassotto e pistola, un particolare questo che tanti hanno ricollegato a un video diventato virale nelle ultime ore. Protagonista della vicenda è Miriam Mingemi, presidente del Consiglio Comunale di Favara. Quest'ultima è stata immortalata in un video diffuso su Instagram, ma subito rimosso mentre spara un colpo di pistola che sembrerebbe essere giocattolo la notte di Capodanno. Mingemi avrebbe già spiegato che l'arma
Altro non era che un giocattolo, ammettendo comunque lo sbaglio e chiedendo scusa per il gesto. Sono venuti per me, li ho accolti, dice, e ho rilasciato un'intervista. Nonostante si trattasse di un giocattolo, nell'usarlo mi sono messa paura anch'io. È circolato un video di un momento privato senza la mia volontà, un video che riprende la mia goffaggine nell'azione, non certo di spavalderia. Non ho reato, ma ho approfittato per scusarmi per l'accaduto se ho potuto turbare la sensibilità di qualcuno. Teatro Pirandello di Agrigento, spettacoli in cartellone e campagna abbonamenti. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Al via la nuova stagione del Teatro Pirandello di Agrigento, aperta la campagna per i nuovi abbonati che avranno così la possibilità di vedere spettacoli di livello. Assicurata la piena sicurezza in un ambiente protetto e sanificato, diversi gli spettacoli in cartellone, tra questi Michele Placido in La Bottega del Caffè, Antonio Catania Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini e Paola Barale in Se devi dire una bugia dilla grossa, Claudio Casaddio e Andrea Pallotti in La Classe, Alessandro Haber al Via Reale in Morte di un commesso viaggiatore, Pamela Virolesi con Lavinia Mancusi, Veronica Battagliero in Viva la Vita, quindi Tosca d'Aquino in Rocio Muñoz Morales Mai Bergamo in Fiori d'acciaio, Pippo Pattavina, Marielle Bargilli in Uno Nessuno 100.000, Gaetano Aronica in Ombre, quindi La Casa del Musical con Caravaggio La Fuga. Ieri si è conclusa la prima fase della campagna abbonamenti con il rinnovo dei vecchi abbonati, adesso parte la seconda fase con i nuovi abbonati che ci onoreranno della loro presenza in teatro. Invitiamo tutti a venire in teatro perché il teatro oggi è un luogo sicuro, è un luogo che viene sanificato costantemente e si entra esclusivamente con il Super Green Pass e con la mascherina FFP2, quindi è ritenuto da tutti un ambiente assolutamente sicuro. Pertanto stiamo concludendo tutte le fasi di preparazione al cartellone artistico che speriamo sia di vostro gradimento. Quindi facciamo un appello che il nuovo corso, la nuova fondazione possa andare avanti con la massima sicurezza. Ecco, sarà anche un cartellone molto molto interessante. Sì, iniziamo giorno 26 di gennaio con La Bottega del Caffè con Michele Placido e poi ci saranno tantissimi appuntamenti come Fiori d'Arancio con Tosca d'Aquino, ci saranno grandi personaggi come Alessandro Haber e tantissimi altri, quindi è un cartellone di tutto rispetto, di area nazionale e quindi invitiamo tutti a venire in teatro perché il teatro è vita e il teatro è un nutrimento per l'anima. E poi c'è anche la direzione di Bellomo, insomma un agrigentino che ha una grande esperienza nel settore teatrale. Sì, Francesco Bellomo è un nostro orgoglio territoriale, è un grandissimo professionista ed ha saputo in breve tempo coinvolgere grandi artisti e grandi nomi per offrire alla cittadinanza e a tutto il territorio un'offerta artistica veramente importante. Tennis 2022, intervista al presidente della Federazione Italiana Giorgio Giordano. Vediamo. Presidente Giorgio Giordano, 2022, che anno sarà, che anno deve essere per il tennis siciliano? Ma sicuramente un anno di ripartenza, veniamo da un anno difficilissimo, il 2021, un anno complicato, anche l'inizio di questo 2022 è abbastanza complesso, per ora i contagi aumentano visibilmente, però noi ci stiamo preparando per attivare tutto il programma per il 2022 in tutti i vari settori, già siamo all'opera e già parte del programma è completato. Naturalmente avremo molte iniziative e abbiamo molte iniziative in cantiere, soprattutto nel padel che quest'anno partiremo con il nuovo progetto che la Federazione sta portando avanti. Sicuramente riproporremo la Coppa delle Province di Padel, una manifestazione che ha avuto molto successo l'anno scorso, una manifestazione ideata dal Comitato regionale e che riproporremo, ma anche nel tennis e nel beach tennis avremo diverse manifestazioni che già stiamo preparando, stiamo organizzando e che metteremo in cantiere quest'anno.
Parliamo dei singoli, Caruso, Cecchinato o Potenza, cosa ti aspetti da loro quest'anno? Ma mi aspetto grandi cose. Diciamo che l'inizio dell'anno è stato positivo soprattutto per Potenza, che è arrivato ai quarti di finale nel Challenger a Forlì e si sta ben comportando. Anche Caruso è arrivato in semifinale in un Challenger in Australia. Aspettiamo Marco che inizi la sua stagione e mi aspetto dei risultati positivi non solo da Caruso, da Cecchinato o da Potenza, ma da parte dei nostri giovani che si sono veramente ben comportati nel 2021. Per dare un'idea di quello che è successo nel 2021, i nostri giovani si sono aggiudicati fra singolo e doppio 8 tornei ITF Pro del circuito Pro e ben 22 titoli ITF Junior. Quindi significa che c'è un grosso movimento, un grosso nucleo di giovani che si stanno ben comportando e che ci daranno sicuramente tante soddisfazioni nel 2022. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.